Paleani abbiamo una lettera per Denise, in quanto purtroppo con suo rammarico non è potuto essere presente. Le sue parole sono: i tuoi oli, da me definiti impressionismo contemporaneo, come il murales che hai dipinto davanti la chiesa di Sant'Agostino a Rimini, definendoti la moderna Monet, suscitano una tranquillità a chi li osserva, desiderandoli nei propri spazi familiari, in vasi di fiori colorati immersi in un panorama di esplosione della natura che deve essere sempre salvaguardata e protetta. Questi sono tutti quadri che rappresentano il mio mondo immaginario. A questo si aggiungono i tuoi pastelli, come l'angelo cherubino e l'angelo che sostiene il velo di Santa Veronica, dove traspare l'immagine del volto di Cristo, reminiscenza di un'arte antica dimenticata. Finale di tutto, Denise, i tuoi bambini, nei tuoi oli, che scherzano, giocano, saltano, sorridono felici in un mondo che tutti noi vorremmo tornare indietro, quando spensierati scaturivano tutte le nostre energie e forze che nella maturità scompaiono. Ti auguro un felice successo, Ernesto. E voleva raggiungere una rana, però dove c'è della fisica artistica, dove si entra nei miei squadri, nelle aperture che ci sono nei quadri, e si entra nei mondi, come vedete, anche questi vortici. Allora, questo è un pastello di un angioletto che sorregge la Sacra Sindone su una nuvoletta, fatto tutto appunto a pastello. Questo quadro è piaciuto tanto al professor Paleani, che l'ha raffigurato all'interno del suo libro e anche in copertina. La Sindone e angioletto con il velo di Cristo, con il volto della Sindone, si intitola così il libro, La Sindone. Io ti ho scelto per fare il mio Davide, e direi che potresti essere un Ercole, ma non un Davide, e sorreggi la testa del povero Paleani, il professor Paleani, che è un critico d'arte, il mio curatore d'arte. Ho usufruito della sua testa Per interpretare Golia? Sì, perché lui comunque si presta molto bene per questi ruoli. Il professor Paleani, che sarebbe un suo libro sempre. Lui ha presentato un libro della Medusa del Caravaggio, dove nella copertina ha voluto il suo volto, e io invece di mettere i tanti serpenti che uscivano dalla testa ne ho usato un altro, cioè uno solo, un grande serpente che fuoriesce dalla testa e vedi, è intrecciato